sembrada, de sardiña funestada, de tanta barbaridad de amistad, 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 de sardiña funestada, de tanta barbaridad de amistad, 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 de amistad,
questa TAT non si svolge per caso e non si svolge qui per caso. È il quinto anno di seguito che dedichiamo la nostra manifestazione ad un argomento di solidarietà, ad un argomento di sensibilizzazione verso un male, verso una patologia che affligge tanti sardi. 6 volte la Sardegna è interessata dalla sclerosi multipla rispetto all'Italia. Vedete alla vostra destra il pulmino dell'AISP di Oristano che stoicamente gira per le piazze per far sapere a che punto è la ricerca su questa patologia, su questa malattia, per raccogliere fondi, per incentivare lo studio che va avanti, fa sempre progressi, si manifestano speranze nuove, si inventano terapie innovative, sperimentali, insomma si fa di tutto per alleviare questa problematica che affligge tanta gente, tanti nostri compaesani, tanti sardi. Donare per queste motivazioni è un segno nobile, siete invitati ad andare a vedere i gadget dell'AISP di Oristano e siete invitati a dare un'offerta quando passeranno tra di voi 2 nostre paesane. Ancora, il festival è possibile quest'anno grazie all'intervento di diversi sponsor, primi fra tutti il comune di Neoneli, il comune di Sennariolo dove domani il festival si chiude, il comune di Cuglieri dove eravamo l'altro giorno, l'associazione Imparis di Solarussa di cui salutiamo il presidente che da qualche parte qua davanti a noi, la Fondazione Banco di Sardegna, gli assessorati regionali al turismo e alla pubblica istruzione, non so, forse ne ho dimenticato qualcuno, la provincia di Oristano, ma soprattutto tutti voi che ci fate sempre compagnia.